ringrazio l'Associazione Amici del Romanico per aver organizzato l'evento, gli autori dei saggi, e dove è benvenuto anche a loro dall'amministrazione comunale, e ringrazio anche l'istituzione San Michele per l'organizzazione. Per cui passo subito la parola ai relatori e vi auguro buona ascolto. Buonasera a tutti, per me è una serata importantissima perché gioco in casa oggi. Di solito sono abituata a presentare questo libro e le attività dell'associazione in altre zone della Sardegna, e invece questa volta sono a casa mia, doppiamente a casa mia, sia per la mia città sia per la location che conosco molto bene. Io farò una breve premessa spiegando perché siamo qua come Associazione Amici del Romanico, il perché di questo libro, come è nato, e poi lascerò la parola a Giovanni Strini e a Valeria Cata, che ci presenteranno, tra le tante donne protagoniste del Medioevo in Sardegna, ce ne presenteranno due che abbiamo scelto perché geograficamente più vicine a Ozieri. Una sta a Sassari, l'altra è ad Elasia, giudicessa di Torres, e quindi ci piaceva presentare il libro e il lavoro dell'associazione con queste due donne in qualche modo del nostro territorio, anche se poi Giovanni ci dirà che la sua non è proprio è un'Islanda arrivata qua. Io ho il piacere e l'onore da un anno ormai di presiedere l'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico, che è un'associazione regionale diffusa su tutto il territorio regionale. Ci occupiamo ormai dal 2012, l'anno della nostra creazione, ma attivamente dal 2013-14, di promuovere anche all'esterno del territorio regionale il patrimonio del romanico, quindi il patrimonio di architettura e arte medievale in Sardegna e il grande patrimonio di storia della Sardegna, che si rivela sempre, ogni volta che lo raccontiamo, per stasera ne avrete un esempio, si rivela molto affascinante, molto interessante e purtroppo ancora molto sconosciuto, però ogni volta che noi affrontiamo eventi e iniziative di questo tipo abbiamo sempre un riscontro positivo, perché quello che la Sardegna medievale attraverso i suoi protagonisti e i suoi protagoniste oggi e le vicende storiche della Sardegna medievale ha tantissimo da raccontare. Ringrazio l'amministrazione comunale e l'istituzione San Michele per l'ospitalità. Aggiungo che questo è il primo di 3 incontri che insieme all'istituzione San Michele come associazione organizziamo qui a Ozieri. Abbiamo la presentazione del libro e poi avremo un incontro sulla moda del Medioevo e un incontro invece sul bestiario medievale, quindi degli animali fantastici che ci portiamo dietro dal Medioevo. Tra le tante attività di divulgazione, dal 2020 abbiamo ogni anno con la professoressa Martorelli dell'Università di Cagliari, che oggi non è più con noi per motivi familiari e personali, ma che è un componente importante del direttivo dell'associazione, creiamo ogni anno un ciclo di conferenze. L'anno scorso era sulla moda, quest'anno è finito l'altro ieri, praticamente l'ultimo incontro era il 1° marzo, era sulla cucina, sulle ricette sulla cucina e sulla tavola nel Medioevo, ma nel 2020, prima che si scatenasse la pandemia, siamo riusciti a portare avanti un ciclo di conferenze che aveva proprio come tema quello delle donne che hanno in qualche maniera segnato il nostro Medioevo e non solo il nostro Medioevo. E da questo ciclo di conferenze
guidava il giudicato di Torres, era la figlia di Mariano II di Torres, appunto, e di Agnese di Massa, a sua volta sorella della giudicessa Benedetta, di cui potete peraltro trovare un approfondimento sempre all'interno di questo volume. Quindi capite bene che il suo ruolo era un ruolo in qualche modo segnato, non fosse altro che Adelasia aveva altri due, un fratello e una sorella, ecco, Barisone, che era l'erede al trono predestinato, e Benedetta. La vita di Adelasia può essere scandita grosso modo in tre differenti blocchi. I primi due segnati proprio da un matrimonio, o meglio da due matrimoni differenti. Ma prima di iniziare a parlare di quello che è stato il periodo che effettivamente Adelasia ha vissuto autonomamente con scelte proprie, penso che sia un pochettino necessario farvi un setting rispetto a quello che è l'antefatto della storia di Adelasia, che è appunto legato al padre Mariano, che nel primo decennio del 200 si trova, nel secondo decennio del 200 si trova a combattere contro i Visconti per il possesso della Gallura. Questa battaglia si conclude
sola in realtà per pochissimo tempo, perché a questo punto che si scatena una vera e propria lotta alla ricerca del nuovo marito di Adelasia. Ovviamente questa lotta non è patrocinata dalla stessa giudicessa, quanto piuttosto da delle figure maschili incarnate in primis, come potrete immaginare, dal pontefice e in seconda battuta fa famiglie signorili del giudicato di Torres, come ad esempio i Doria. Il pontefice propone un suo primo candidato, tale Guelfo dei Porcari, mentre i Doria propongono un personaggio leggermente più addolocato rispetto alla proposta papale, che altri non era se non Enzo di Svevia, figlio di Federico II, l'acerrimo nemico del pontefice nonché l'imperatore. Adelasia a questo punto si trova a dover decidere tra due figure molto diverse e che probabilmente gli avrebbero dato un potere effettivamente molto diverso. E la scelta, sappiamo bene, che cade sul figlio dell'imperatore. Quello che dicono. Nel 1238 Enzo di Svevia, Enzo di Austatten, viene in Sardegna e sposa Adelasia di Torres. Con questo matrimonio inizia una seconda fase della vita di Adelasia, una fase, per dire la verità, abbastanza triste e solitaria, che però gli vale la fama europea. Quindi inseriamoci anche in un contesto, meglio allarghiamo il nostro contesto isolano a quello che è un contesto maggiormente europeo all'interno del quale Adelasia ci sta di diritto. Vi dicevo che questi anni di matrimonio non saranno felici perché contrariamente a quello che emerge rispetto al precedente matrimonio, Adelasia verrà estromessa da qualunque tipo di decisione, tanto da decidere di abbandonare la sede, insomma, quella che probabilmente era una delle sedi giudicali, e trasferirsi al castello di Burgos e qui passare un lungo tempo privata di quelli che probabilmente dovevano essere stati le sue attività nel
Burgos, dove la stessa avrebbe dimorato per lunghi anni, ma in particolare alla figura di Adelasia è strettamente connessa la chiesa di Santa Maria del Regno ad Ardara, se non altro perché quasi tutti i documenti che riportano notizie della stessa giudicessa sono proprio firmati, redatti ad Ardara, come dice appunto la stessa documentazione. Sfortunatamente, dal punto di vista della committenza
rapporti con tutta Europa veramente. Io poi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, magari alla fine lascio la parola alla quota azzurra della conferenza di oggi. L'altra figura, abbiamo visto una sovrana sfortunata ma anche coraggiosa e tenace, che ha in qualche modo subito un ruolo ma è riuscita a fare di un qualcosa che non si aspettava in qualche modo, a farne un punto di forza. Che ha portato a sé quella che poteva essere una forzatura nella sua Esatto, vita, esatto. poi lei è riuscita a decidere Male, però ha deciso lei. però ha deciso lei. L'altra figura che invece vediamo è Massimila, che probabilmente ha fatto, anche se non una scelta uguale, nel senso scegliere se un compagno, anche lei ha fatto di necessità virtù, non credo. Esatto, non credo sia entrata da sola di sua spontanea volontà in quel percorso. Conosciamo con Giovanni Strina la figura di questa badessa, che tra l'altro sta qua proprio dietro l'angolo, perché la badessa del monastero di San Pietro di Sicchi a Sassari. Grazie. Anch'io ringrazio gli organizzatori e gli amici del Romanico, in particolare Giuseppina De Vita, assolutamente. E tra l'altro ci troviamo in questa bellissima sede che è davvero gioiello, siamo alle Clarisse e io credo che una badessa, quindi più che mai ci troviamo a casa. Allora, perché parlare di Massimina? È una donna religiosa ed è una donna al potere. E dicevamo, parte anche lei con le mani legate, con una situazione diciamo sicuramente vincolata a un potere maschile, perché dietro ogni monastero, anche i monasteri di classe femminili, c'erano sempre scelte maschili, quindi anche nell'elezione della badessa o nelle dinamiche di gestione di un territorio, come poteva essere l'azienda monastica, ci sono sempre dinamiche maschili. Però Massimilla indubbiamente ha una possibilità di agire, di gestire il potere, che gioca in maniera anche molto consapevole, molto responsabile e molto anche con una certa abilità, con molta astuzia. Quindi ci troviamo di fronte ad un personaggio che in questo caso non ha origini sarde. Fino agli anni 2000 negli studi diciamo, prevaleva l'idea che anche le badesse di Sicchi fossero le figlie cadette dell'aristocrazia giudicale. Questo fraintendimento era nato anche dal fatto che non conosciamo i cognomi di queste donne, perché solitamente il nome di religione non consentiva di trasmettere il cognome, quindi si conosceva soltanto il nome di battesimo. Quello che però è emerso dagli anni 2000 in avanti, grazie anche a una revisione più attenta delle carte, dei libri di amministrazione, perché tutto quello che noi conosciamo su Massimilla lo conosciamo tramite i libri di amministrazione che non sono quelli di Condages. Questi Condages a volte, come nel caso di Sicchi, sono giunti un po' deteriorati e a volte deteriorati intenzionalmente, perché le prime carte del Condages di San Pietro sono state volutamente obliterate, probabilmente in età aragonese, quando non si voleva che fosse chiara l'appartenenza, diciamo, il legame giuridico tra il monastero di San Pietro di Sicchi e il continente italiano, perché la Sardegna era ormai entrata nell'orbita della corona di Aragona. Quindi ci troviamo di fronte tanto costruiamo un contesto che è quello appunto di Sassari. Sapete che il monastero di San Pietro si trova nella città ospedaliera, e questo tra l'altro è un elemento di lunga continuità, perché già il monastero era un ente assistenziale, era un ente dove si curavano gli ammalati, si ricoveravano anche i poveri per alcuni periodi, e quindi poi ci sarà una continuità secolare a Sassari, perché lì si sono costruiti gli ospedali. Quindi del monastero oggi restano la chiesa, che è in stile neoclassico, resta soltanto della fase romanica il campanile. Qui vedete in questa mappa le parti in rosso sono le parti più antiche di San Pietro di Sicchi. Quindi
nello stile gotico aragonese, e quindi sono l'unica testimonianza effettiva, assieme al monastero di Santa Chiara di Oristano, di una fase medievale, cioè di un monastero di fase di età medievale, perché è la fase quattrocentesca, che però appunto non è aperta al pubblico. Quindi dicevo, è emerso che Massimilla non è una figlia cadetta della dinastia dei giudici di Torres, quindi il suo cognome non è della comunale come si pensava, è invece una donna che appartiene all'aristocrazia toscana. In particolare viene dalla contea di Castagneto. Castagneto si trova nella Maremma di Populonia, quindi siamo nella costa toscana, vicino a Ciampino, scusate, vicino a Pembino. Questo monastero quindi era sottoposto, il monastero d'origine di Massimilla, che è il monastero toscano, è il monastero di Santa Maria di Asca, di cui lei era badessa. E questo monastero era sottoposto alla famiglia dei Gherardeschi o della Gherardesca. Quindi qual è il legame con San Pietro di Siti? Il legame è questo, che dal 1080 viene ricostituito il monastero di San Pietro ad opera del vescovo di Doaghe, che era Iordi Maiule, viene dotato, quindi viene data una dotazione economica, e i giudici di Torres sono i patroni di questo monastero, cioè sono a tutti gli effetti coloro che finanziano le doti delle monache e quindi anche tutto ciò che riguarda il patrimonio dell'azienda monastica. E i giudici a quest'epoca, siamo appunto nel 1080, devono obbedienza al Papa, e il Papa a quest'epoca è un Papa monaco, sono i famosi Papi riformatori che esigono la riforma della Chiesa. La riforma della Chiesa si attua chiaramente con una ricostituzione di un clero leale, fedele al Papa, quindi un clero per tutti i livelli realizzerà questa riforma. E i più rigorosi esponenti della riforma ecclesiastica sono i cassinesi e la Chiesa pisana, il vescovo di Pisa che diventa primate di Sardegna e Corsica. Quindi il vescovo di Pisa, assieme al vescovo di Populonia, decidono a un certo punto quindi quali monaci e quali monache dovranno gestire la riforma di Sardegna. E quindi nel caso del monachesimo femminile decidono che il monastero di riferimento per San Pietro di Siti sarà Santa Maria di Asca. Quindi c'è un rapporto di affiliazione, cioè San Pietro diventa la casa figlia e che viene affiliata alla casa madre più importante, più antica, dove appunto la riforma è pienamente realizzata, che è appunto Santa Maria. Vi mostro anche, ecco, queste sono alcune immagini dell'antico convento di San Pietro, che peraltro appunto circondato dagli antichi leccetti che hanno dato il nome a siti, seghe. Ecco, questa cartina vedete le distanze tra la casa madre di Santa Maria di Asca e il monastero di San Pietro. Quindi Massimilla l'abbiamo presa come figura emblematica perché tra le badesse di San Pietro è quella più conosciuta, perché abbiamo ben 130 registri di transazioni economiche avvenute sotto il suo anziato. Ed è quindi una badessa singolarissima perché ci presenta questa figura delle badesse viaggiatrici, come diceva Giuseppina, badesse quindi che viaggiavano perché erano allo stesso tempo alla guida del governo della casa madre e anche della filiazione. Quindi loro viaggiavano, il viaggio impegnava una settimana intera, era un viaggio di cabotaggio che deriva quindi tenendo sotto costa l'arcipelago toscano, poi la Corsica, poi si entrava nelle bocche di Bonifacio e si arrivava appunto fino al porto di Turris. Naturalmente le badesse viaggiavano con le navi pisane, le navi commerciali pisane che partivano appunto dal porto di Piombino e arrivavano appunto fino a questi
svegliati da Pisa, proprio come il porto di Turris. Arrivata a Turris, poi la badessa doveva ancora viaggiare altre 2 giornate di cammino, con un carro, oppure a dorso di cavallo, per arrivare appunto a Siti. Siti a quest'epoca era una località diciamo importante, a Sassari ancora non esisteva, perché non è attestato se non appunto nei condali di Siti, diciamo, in una fase posteriore come piccolo abitato. E quindi era piuttosto laborioso arrivare a Siti, e si viaggiava soltanto dal mese di marzo fino al mese di ottobre, nella bella stagione, quando era possibile insomma, prendere il mare, perché altrimenti durante la stagione invernale le burrasche mettevano a repentaglio anche l'equipaggio. Quindi il monastero, così come viene riformato nel XI secolo, nasce con questo senso di obbedienza dai suoi pontefici le badesse che reggono quindi anche il monastero di Siti sono tutte donne che appartengono sicuramente all'aristocrazia delle famiglie patrizie della contea appunto dei Gherardeschi. Sono donne quindi che vengono elette dal capitolo monastico di Asca. Massimilla è sicuramente la più longeva tra queste figure di badesse, perché governa per ben 64 anni, siamo dal 1124 al 1191. È davvero stato straordinario notare come il suo laziato sia stato così lungo. Ci si è anche chiesti, ma saranno esistite 2 Massimilla? No, è stata sempre lei, ed è una figura che è talmente articolata che davvero non è una figura tutta positiva. Questo va detto subito, ed è interessante proprio per questo, perché ci aiuta anche a non correre il rischio di idealizzare troppo queste figure del Medioevo in generale, del Medioevo sacro in particolare, anche in quanto si tratta di una donna dedita alla vita religiosa. E vediamo appunto alcuni aspetti di questo chiaroscuro di Massimilla. Allora, Massimilla viaggiava in Sardegna e quindi una volta l'anno doveva appunto attraversare il Tirreno e trascorreva sicuramente un soggiorno che durava alcuni mesi. Veniva in Sardegna per anzitutto rilevare il censo, cioè la casa figlia doveva una quota, un pagamento alla casa madre per il dovere spirituale esercitato dalla badessa. Quindi lei veniva sicuramente nel periodo, tra l'altro, della fine estate, che era anche il momento in cui si vedevano gli esiti della nata agraria, quindi si verificavano le rendite del raccolto e si poteva anche stabilire il censo da versare. Massimilla sicuramente non viaggiava da sola, viaggiava con un'altra consorella che apparteneva al capitolo di Asca, e anche in Sardegna c'era non esattamente un capitolo, ma c'era una apatisseria, cioè la apatisseria era l'entourage monastico formato dalle monache più vicine alla badessa, di cui faceva parte ad esempio la priora, Sabriolissa. E la priora era quella che gestiva quindi il monastero quando Massimilla era nella casa madre, quindi c'era un periodo dell'anno in cui, essendo assente la badessa, il monastero doveva essere gestito da questa vicaria, insomma. Anzitutto quindi Massimilla gestisce l'azienda monastica. Questa è già una cosa molto singolare, perché nei monasteri peninsulari, nei monasteri diciamo, del continente, si osservava una legge che risaliva all'età di Gregorio Magno, per cui le donne che gestivano i monasteri non potevano gestire gli affari, non potevano uscire dal monastero, erano monache di clausura, quindi la loro vita era relegata all'interno di quelle mura. E poi invece Massimilla ha tutto l'opposto, probabilmente perché in Sardegna si crea una situazione di libertà, c'è un minore controllo probabilmente nei suoi confronti perché è una situazione del tutto inedita, e quindi appunto lei viaggia per i territori della Laziato, dell'azienda monastica, per gestire gli affari temporali. Quindi ha relazioni dirette con tutto quel personale che fa parte dell'azienda monastica, quindi c'è naturalmente l'armentario, ci sono
Quindi la prole stessa, che nasceva dai servi, diventava proprietà dell'ente monastico, no? Quindi era fondamentale partire su vedue, no? Su vedue sono i figli, no? dei servi, e quindi la prole viene spartita da Massimilla in maniera molto rigorosa, a volte quasi disumana, perché quando lei cerca naturalmente di concordare i matrimoni tra i servi dell'ente, però a volte queste unioni si concordano anche con un altro ente monastico, in modo da controllare sempre come nascono questi bambini che poi diventeranno servi a loro volta. Ecco, quando a volte i servi cercano di sfuggire a questa dinamica di subalternità così stretta, così disumana, e quindi a volte si uniscono tra di loro con persone strane. Allora in quei casi cosa fa la badessa Massimilla? Rivendica il totale diritto su quei servi nati in furritu, cioè nati dalla fornicazione, perché viene definita una fornicazione l'unione illegittima. Quindi qui c'è anche un chiaro tentativo di appropriarsi di tutte le possibili alternative, diciamo, alla legge, quindi anche laddove appunto la prole deve essere spartita con un altro ente, Massimilla impone che se il primogenito deve comunque appartenere al sempre più disibili. Quindi c'è da parte sua un atteggiamento autoritario, molto sicuro di sé, molto consapevole, di gestire il potere anche economico. Questo è tipico naturalmente di figure maschili, perché i grandi abbati venivano considerati e stimati se accrescevano il patrimonio monastico, quindi un abate veniva ricordato anche dopo la morte se aveva cresciuto il patrimonio, no? Con nuovi terreni, con nuove ricchezze. Ecco, Massimilla esercita esattamente il potere come l'aveva esercitato un abate. Però probabilmente in Sardegna è anche possibile fare qualcosa di più, nel senso che in Sardegna, nella Sardegna medievale, c'è una condizione di arretratezza per cui delle leggi che risalgono all'età di Costantino non vengono applicate. Ad esempio, quando i servi, la prole dei servi, appunto nati da unioni illegittime, viene ricondotta al servo che appartiene al San Pietro di Sicchia. Quindi mettiamo il caso che un servo di San Pietro ha avuto un figlio da una donna che non appartiene a San Pietro. In quel caso il bambino, una volta che la badessa ne viene a conoscenza, deve diventare assolutamente parte della famiglia monastica di Sicchi, cioè dell'azienda dei servi di Sicchi. E questo significa che quel bambino viene separato dalla madre. E c'è una legge che risaliva all'epoca di Costantino che proibiva la separazione dei figli dalle madri, proprio per tutelare quello che era comunque riconosciuto come un diritto. Invece in Sardegna questo non avveniva, perché viene disattesa quella legge costantiniana. Un altro fenomeno, non voglio toccare troppo la mano su Massimilla, perché sembra davvero un personaggio troppo negativo, però diciamo subito sugli aspetti economici c'è un altro fatto molto significativo, cioè a un certo punto nel Condaga si parla del San del Subamine, l'anno della carestia. Cosa succede l'anno della carestia? Che Massimilla acquista terreni da piccoli possedenti in cambio di carne e di orzo, cioè in cambio di beni di poca entità. Quindi c'è sicuramente diciamo una determinazione anche in questi casi che fa poi pressione, ecco, perché chiaramente stipulare questi accordi, questi negozi con piccoli proprietari in momenti di difficoltà significava comunque determinare poi l'ulteriore impoverimento di questi possedenti e invece un arricchimento facile da parte del monastero. Quindi un altro episodio è la lite che Massimilla intrattiene con Vescovo di Sassari, perché a un certo punto si deve riconoscere il possesso delle chiese di Usini, Santa Maria e Sant'Antonio di Usini. Cosa succede? Che lei si presenta davanti all'assise giudiziaria, che era a Tornavelogu, a Turris,
Ruiz, presieduta dal giudice Torres, è forte della sua autorità, con molta determinazione, ricorda che quelle chiese chiuse appartengono al monastero di Sicchi da quando era stato affiliato al monastero a Santa Maria di Asca. Quindi dimostra il diritto di proprietà portando tutte le carte, perché è sempre consapevole anche di tutto l'archivio monastico, no? Di tutto ciò che era il pregresso, diciamo, dell'azienda monastica. E poi sceglie personalmente anche gli amministratori del patrimonio di San Pietro. Questi amministratori sono durante l'abbazia di Massimilla tutti appartenenti a gruppi gentilizi sacro-toscani, quindi vediamo in questi anni la presenza di cognomi, appunto di origine toscana, Servivaldo di Bartolomeo, Ugolino della Rocca, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda la sua gestione dell'azienda, quindi di tutti gli affari economici e anche tutto ciò che pertiene, insomma, alle vendite dell'azienda, perché chiaramente quanto più ricca sarebbe stata la nata agraria, quanto più sarebbe stata anche favorevole il guadagno dell'azienda ogni anno, maggiore sarebbe stato anche il censo da devolvere alla casa madre. Massimilla è molto abile anche nel rapporto con i giudici, quindi è una finissima diplomatica, perché ad esempio nelle sue 130 carte, i gesti delle carte pertinenti al suo viziato, utilizza sempre dei titoli di deferenza per nominare i giudici, quindi non li nomina soltanto su giudice, eccetera, ma prevede che si dica su re e saredina, quindi il re e la regina. Questo non lo fanno le altre badesse. Oppure per nominare Barisone II, il giudice lo qualifica come il buono, no? Il signore buono. E questo è interessante perché è sempre molto attenta a mantenere al massimo grado le buone relazioni con i giudici, perché l'assenso dei giudici era fondamentale nelle transazioni monastiche, nelle transazioni economiche, perché ricordiamo che i giudici dovevano avere l'ultima parola sulla transazione. Capita ad esempio che un'altra badessa, Margherita, che arriverà dopo Massimilla, non sarà così attenta nella diplomazia, e quindi cosa succede? Che effettua delle vendite di servi senza concordarle con i giudici. A quel punto il giudice decide, il suo arbitrio, di cancellare quella transazione, quindi viene cancellato con un tratto di penna l'intero rigesto di quella transazione che non era stata autorizzata. Quindi lì la badessa, chiaramente ci sarà stata una situazione di posti nota tra la badessa e i giudici. Quali sono gli elementi più positivi ecco, queste sono le carte. Probabilmente sì. Queste sono alcune delle carte conservate in Toscana, gli archivi toscani, che riportano il resto, diciamo, della vita di questi enti, cioè quello che era pertinente al monastero di Santa Maria di Asca. E questa è una breve cronoprassi delle varie sedi, che è la più completa, cioè non abbiamo per un altro monastero femminile o maschile una cronoprassi così dettagliata come quella che si può ricostruire grazie ai libri di amministrazione, quindi dall'XI secolo fino al XV, quindi fino all'epoca cattolica. Dicevo che un elemento molto positivo invece che va assolutamente valorizzato dell'abbazia di Massimilla è le buone prassi che introduce nella mediazione dei documenti, perché era fondamentale per un ente monastico conservare tutta la documentazione redatta durante l'abbaziato, e anche non soltanto durante l'abbaziato di Massimilla, ma tutto il pregresso e tutto quello che sarebbe arrivato più tardi. E quindi lei decide in maniera davvero lungimirante di far ricopiare il vecchio mondario di San Pietro dei Siti e di ricopiare anche tutte le calcole, tutte le carte sbullate che erano state redate durante il suo abbaziato. Quindi da qui abbiamo il vecchio mondario di San Pietro e il nuovo mondario, chiamato anche mondario di Massimilla,
sottolineare anche i contagi di Santa Maria di Cortoniano e di Santi Spiriti di Sauer, che sono due chiese dipendenti che si trovano a Codrogianos e a Sauer, vicino a Chiesi. Quindi in questo lei è veramente una persona molto molto vigorosa che vuole tutelare i diritti di San Pietro, perché sa benissimo che i condanni hanno un valore probatorio, verranno utilizzati, lei stessa li utilizza continuamente, delle liti. Le liti servono per dimostrare il possesso di beni, di terreni, di servi, ed è necessario presentare i condanes in etu, cioè nella fase appunto durante la lite giudiziaria, perché appunto viene riconosciuta una capacità probativa alla condaga. Questi condanes erano stati conservati in cattive condizioni prima di lei, quindi in alcuni casi era proprio necessario sostituirli perché erano logori, erano stati appunto manipolati in continuazione, quindi la struttura era nascente. Quindi qui subentra un altro aspetto molto interessante. Allora, lei sicuramente i contagi che ci sono intervenuti sono quelli effettuati durante il suo spaziato, quindi una redazione appunto del XII secolo, sono contagi molto curati, con iniziali miniate, che vengono effettuate evidentemente da una persona che ha una pratica di scrittura molto attenta, molto accurata. Vedete che per esempio questa iniziale che c'è sulla destra è una letterina paragrafale filigranata cosiddetta, mentre un'altra, che è questa che vedete adesso sulla destra, in rosso, si chiama letterina puzzle, perché praticamente è come una sorta di puzzle, c'è un filetto che viene risparmiato, per cui le asticelle della E vengono affiancate a quelle, diciamo, alla mezzaluna, ecco, e poi all'interno si fanno elettrificare. Ecco, questo tipo di letterina è nato praticamente in quello stesso all'inizio di quel secolo in area inglese. Quindi vediamo come una moda nell'illustrazione dell'illuminuro, no? Cioè l'illustrazione dei manoscritti arriva dall'ambito insulare nel continente, poi tramite questa moda possiamo arrivare in Sardegna, ed è molto interessante. Qui troviamo poi che la letterina ha come dei battati di una campanella, no? Quindi sembra poi ricordare proprio la campanella del campanile, sono aspetti così di estetica, ecco, che vengono molto curati. Poi c'è la famosa iniziale I, che è un pugnale, la I si trova come a formare il pugnale, cioè diciamo l'imanicatura del pugnale, cioè non è tanto un pugnale, è un culto, un coltello, che viene utilizzato proprio nella pratica della scrittura. E questo impugnatura sarebbe praticamente incisa, scolpita con il volto di un barbuto, quindi forse di un religioso, di una persona del clero, insomma. Ora, che cosa sappiamo della pratica di trascrizione, di copiatura dei manoscritti? Sappiamo che a un certo punto Massimilla dice in una carta molto famosa, dice Ego Massimilla è solo orgoglio fave, chi va con questo contache, eccetera. Quindi associa al suo nome quello della consorella Guia Fava. Per quale motivo? Dice io, Massimilla e la consorella Guia Fava faccio questo contact. Poi utilizza il verbo al singolare, anche se il soggetto è plurale. È molto interessante. Guia Fave è un cognome significativo perché è una famiglia della borghesia pisana che era quella che deteneva i diritti per conservare i boldi, Puglia appunto, con cui venivano autenticati i documenti della Repubblica di Pisa. Quindi questa famiglia era quella che si trasmetteva anche l'arte di trascrivere i documenti, quindi conoscevano l'arte della scrittura. Quindi si capisce, è una deduzione, ma è molto chiaro tenuto questo, che questa consorella, provenendo da questa famiglia che si trasmetteva l'arte della scrittura, e le donne a questa epoca non sapevano scrivere, questa donna, questa consorella viene chiamata a Silvi proprio per eseguire la copiatura di questi manoscritti. Quindi qua c'è un altro aspetto che va messo in luce, no? Cioè il fatto che Massimilla associ a sé una consorella che fa viaggiare
generale della famiglia in Sardegna, perché ha una competenza che nessun'altra monaca ha. Siamo di fronte a un unicum, perché a questa epoca in Italia, in tutta la regione mediterranea, cioè tutta l'Europa meridionale, non ci sono donne che abbiano lasciato tracce di scrittura. Quindi questo è l'unico caso, il primo, diciamo, in ordine cronologico per l'Europa meridionale, mentre a questa epoca i monache che sapessero scrivere sono testate sì, però dove? In Olanda, in Germania. Pensiamo ad esempio che in Toscana le prime monache scrivane saranno testate 100 anni più tardi rispetto a solo alcuni anni fa. Quindi possiamo dire che questi sono aspetti significativi, perché che dimostrano che Massimilla non è soltanto consapevole del suo potere, lo esercita in tutte le dimensioni possibili, compresa quella della scrittura, che a questa epoca non era consentita in altre realtà italiane, diciamo peninsulari, e lo fa perché trova dei margini di contrattazione con i giudici, cioè lei a chiedere ai giudici di Torres la possibilità di trascrivere questi documenti con la giustificazione assolutamente illecita che erano ormai tempo di ricopiare. Però appunto in un altro monastero femminile questo lavoro l'avrebbero compiuto gli amministratori, che erano uomini. Questo è l'unico caso in cui abbiamo una testimonianza come questa. Quindi quello che colpisce di Massimilla è che naturalmente vediamo questo chiaroscuro, è una donna di potere, che esercita come l'avrebbe fatto una personalità maschile, un po' come oggi si dice, no? Per le donne manager, che a volte rischiano di incorrere un po' negli stessi difetti in cui cadono tante personalità maschili, quel potere esercitato fino alle estreme conseguenze, senza rispetto magari del prossimo. Però allo stesso tempo è una donna che riesce a sfruttare la sua posizione e a diciamo, esprimere un potere personale, gestire nella gestione dell'ente, nella gestione economica, cosa che in altre realtà non era consentito, ad esercitare in modo molto abile la diplomazia e a coprire due caratteristiche che a questa epoca erano esclusivamente proprie delle professioni maschili, cioè la mobilità, la possibilità di muoversi tra la Toscana e la Sardegna una volta all'anno, era un unicum, quindi come poteva essere vista questa donna che viaggiava sulle artigiani, sicuramente era qualcosa di straordinario. E poi l'extraterritorialità, perché viaggiava tra la contea dei Gherardeschi, che era tutta un'altra realtà, e poi il giudicato di Torres, dove si parlava un'altra lingua, si avevano altri costumi, altre leggi, la gestione del potere era completamente diversa. Quindi lei si insinua anche dove può per sfruttare insomma tutte le possibilità che poteva avere, possibilità eccezionali che in Toscana sicuramente non avrebbe avuto. Quindi per definire una nuova identità femminile, una dimensione pubblica, e per valorizzare anche la competenza di altre donne, come sono appunto la mia sorella scrivana. Quindi non è soltanto un esercizio del potere personale, ma anche una condivisione, secondo me, di questo potere con altre donne. Quindi acquisisce prerogative che poi le consentono di avere sicuramente una grande visibilità, di avere anche una fama, perché poi quanto più ricco era il censo, più naturalmente era anche la rinomanza e la fama che acquisiva nella casa madre e anche nel contesto della contea dei Gherardeschi. E quindi diciamo che si è ritagliata degli spazi di libertà eccezionali in un contesto culturale che glielo ha consentito, ecco, dove pochissime donne peraltro riuscivano anche ad esercitare, pensiamo appunto al caso delle giudicesse che anche loro sono trovate con le mani legate, non hanno avuto probabilmente la stessa capacità forse di esercitare il potere, perché mancava un background, no? Questa era sicuramente figlia e sorella di importanti personaggi che gestivano il potere nella loro contea.
quindi anche questi personaggi del Medioevo sacro ci aiutano a riflettere su un evento, no? Su una dinamica e su una ricorrenza come quella di ieri, no? Quindi su come è stato gestito il potere in passato e quindi su quali conquiste sono state fatte anche in passato che hanno consentito poi alla donna anche di esprimere un potere personale. Grazie. Allora, sicuramente ti sta più simpatica dell'Asia come figura femminile del Medioevo, ma in realtà spezzo una lancia a favore di Marsilina, è una donna che gestisce un potere prettamente maschile in un mondo prettamente maschile, è un'imprenditrice, quella che oggi definiremo un'imprenditrice, spregiudicata come un'imprenditrice dovrebbe essere anche nei rapporti interpersonali. Ed è anche una donna di cultura, perché comunque portare la scrittura in un monastero femminile in Sardegna la dice lunga sulla sua lungimiranza culturale. Le due figure femminili che abbiamo presentato stasera sono due delle tante figure di giudicesse, nobildonne contenute in questo libro. Ora faccio la presidente dell'associazione, che se volete acquistare si può acquistare nel banchetto. Qua abbiamo Mauro direttamente da San Lui, perché qui portiamo persone da tutta la Sardegna, che è lì che vi aspetta per acquistare i libri. Sono tutti personaggi comunque legati al potere, nobildonne, giudicesse o badesse, per il semplice fatto che la storia è ingrata. Già ingrata in riferimento al contesto e al mondo femminile. È stato difficilissimo per voi trovare, a parte forse tu sei stato più fortunato perché i contatti danno molte informazioni, però figure femminili di potere con informazioni dettagliate, numerose, via dell'Asia, che la regina non si sa nella data di nascita, nella data di morte, per intenderci. È ovvio che quelle poche informazioni che si hanno su donne di una certa sfera. Per quanto riguarda le comuni mortali, diciamo che è molto più difficile analizzare la vita di una donna qualsiasi del Medioevo, ma non solo in Sardegna, a livello europeo. Però queste figure ci aiutano a capire meglio la nostra storia e a sfatare, come dicevo prima, qualche mito, e le hanno citate, sono comunque tutte figure femminili legate a contesti ecclesiastici in qualche maniera risalenti al romanico, ecco perché poi noi gira sempre lì andiamo a parare. Hanno citato Adara, la basilica di Nostra Signora del Regno, San Pietro di Siti, ma Giorgia, quel fratello che è stato promotore della fondazione di San Gavino a Porto Torres, quindi sono tutte figure che comunque sono legate anche all'espansione del romanico in Sardegna, ecco perché rientrano a pieno titolo nella missione della nostra associazione. Io non so se avete qualche domanda, qualche curiosità, però se uno mi dimentico che mi scrivano. Qualora qualcuno di voi si volesse associare all'associazione, c'è anche la possibilità di associarsi all'associazione, di partecipare alle nostre tante iniziative, sostenere anche le nostre iniziative, tra cui le meravigliose escursioni che facciamo in primavera e autunno, che partiranno dal mese di aprile, dal 14 aprile partiranno, vero? Ok. C'era una domanda? Sì, una curiosità linguistica. Aumenta il tono della voce. No, ma incuriosito una cosa, il Condag era un documento ufficiale della Chiesa. La lingua della Chiesa era il latino. Come mai Massimilla scrive nel latino, in volgare ci sta, però perché non scrive in latino? Scrive in sardo, quella è una forma di sardo. Sì, in realtà i veri redattori del Condag sono gli amministratori, sono voi. Quindi le schede, cioè i diplomi, le carte sbollate, le redigevano sempre gli amministratori. Qua dobbiamo ricordarci che
un'azione così importante che aveva valore giuridico. Quindi gli amministratori erano nominati fondamentalmente dal giudice e gli amministratori erano salvi. Poi arriva il momento della passata di una civile in cui gli amministratori hanno anche questi movimenti mentali, sono appunto espressione di ceti giudizi, probabilmente anche forse legati alla Corsica, perché abbiamo trovato che hanno contatti con la Corsica, però sono diciamo sardo-toscani. E loro naturalmente continuano a utilizzare il sardo perché si trovano in giudicato di Torres, quindi la lingua ufficiale scelta dai giudici fin dall'inizio dell'epoca giudicale, quando abbiamo le prime intestazioni, il sardo. E quella scelta è una scelta legata appunto a una scelta politica dei giudici, diciamo che è il passaggio dalla fase bizantina, cioè nell'epoca bizantina appunto i governatori della Sardegna erano i rappresentanti di Bisanzio e usavano inizialmente il greco. Quindi nel momento di trapasso dalla Sardegna bizantina a quella appunto giudicale, inizialmente si continuerà a utilizzare la grafia greca, ma si passa direttamente all'utilizzo del volgare sardo. Questo perché probabilmente, come è stato osservato, era qualcosa favorito da Bisanzio stessa, cioè si preferiva utilizzare le varietà locali e non continuare con il latino. Il latino però continuava ad essere la lingua ufficiale di tutti i documenti in area peninsulare, e in Sardegna si utilizzava il latino per i rapporti con gli enti terzi, con gli enti che stavano nel continente. Quindi se si doveva scrivere, stabilire un accordo, concordare insomma qualsiasi cosa con Pisa, con Genova, con i pontefici, lo scrivano utilizzava assolutamente il latino. Quindi qua sembra strano perché effettivamente Massimiliano era una toscana. Queste lei dava l'indicazione di tutte le formule da utilizzare per il contenuto della scheda, ma il contenuto veniva comunque redatto da questi amministratori che erano sardi o anche quando erano toscani imparavano sardo. Ci sono altre domande, altre curiosità? Allora, il monastero faceva parte di qualche ordine monastico, immagino. Questo della badessa rientrava in quale ordine? Sì, allora, diciamo che per tutta l'epoca benedettina, cioè l'epoca in cui predominano i monasteri benedettini, i rami femminili, cioè i monasteri femminili, non sono strettamente associati a un ordine, nel senso che non ci sono le benedettine cassinesi oppure quelle camaldolesi o quelle cistercensi. Ci sono invece monache di monasteri che sono sottoposti fondamentalmente ai patroni, perché questi monasteri vengono fondati su volontà dei dogmiloci, signori del luogo, che appunto hanno tutto l'interesse ad avere un monastero femminile che è considerato una fonte di energia spirituale, una fonte anche diciamo che garantirà la protezione di Dio sulla dinastia dei giudici, sul potere, su tutto ciò che riguarda l'amministrazione di quel regno, e quindi non c'è una relazione diretta con una regola monastica. Diciamo che sicuramente dal punto di vista si segue grosso modo in generale la regola benedettina, per cui con questa divisione, cioè le monache coriste, che sono le donne dell'aristocrazia, hanno una dote che viene fornita dai loro genitori, dai giudici o dalle famiglie dei maiorates, e quindi non lavorano, si dedicano unicamente alla preghiera e al canto dell'ufficio divino. Invece ci sono poi le altre monache, quelle più sfortunate, che non hanno la dote, che si devono dedicare anche al lavoro, come prevede la regola benedettina, cioè ora e dopo ora, e quindi fanno sicuramente dei lavori appunto di filatura, di tessitura, produrranno manufatti, tessili che poi venderanno, però non c'è un'associazione diretta ad una regola precisa. Venivano chiamati monasteri di classe per distinguere dai monasteri maschili, mentre i monasteri maschili avevano delle regole molto più precise. Nel caso delle donne si cercava di tutelarle, di non far fare loro dei lavori troppo pesanti, ma anche di
riflettono tutte quelle ondate delle riforme della Chiesa che porteranno alla nascita dell'ordine appunto canadese, cistercense, eccetera. Altre domande? Una curiosità, i rapporti con il potere civile come sono? Perché siamo abituati a pensare al sistema, diciamo, ecclesiastico con le sue guarentigie, immunità, tasse proprie, sistemi di autogoverno. Invece abbiamo visto che lì il giudice di Torres interviene nella permuta di alcuni servi. È un potere sovraordinato oppure... Sì, i giudici sono i patroni del monastero di San Pietro, cioè è una relazione che si può associare a quella che c'è stata nell'Arborea tra i giudici di Arborea e le monache clarisse di Santa Chiara. Quelle erano proprio le monache, in quel caso figlie dell'aristocrazia dell'atto comunale, e quindi la regola era fatta, diciamo, era uscita su loro, sulle esigenze della famiglia giudicale, quindi c'era molta attenzione. Nel caso di San Pietro di Siti c'è un rapporto di patronato, quindi i giudici sono molto solleciti nel fare in modo che il monastero diciamo, arricchisca, cresca il suo patrimonio, quindi loro stessi sono legati, la famiglia giudicale è legata alla chiesa di San Pietro di Siti, alcuni giudici si fanno seppellire, comunque muoiono lì perché sono assistiti dalle monache probabilmente, no? Quindi c'è un rapporto di forte vicinanza e il giudice è chiamato armentario di Sudolum, cioè armentario è l'amministratore, l'ultimo, cioè lui ha visto per l'ultima parola poi che voleva dire letteralmente il pastore, l'armentario è diciamo, quello che governa i greggi, in questo caso è diciamo, abituato dall'ambito pastorale per indicare che il giudice è comunque l'economo, come dire, del monastero, dell'azienda monastica. Quindi ci sono rapporti anche di familiarità, perché comunque il giudice interviene nei liti, il giudice è anche a capo della corona di Lourdes, quindi spesso la giudicessa a chiedere che venga convocata la corona per dibattere su lite, su un conflitto tra altre parti. Quindi sicuramente c'è stato un rapporto molto stretto. D'altronde ricordiamo che i giudici, pur avendo una sede stanziale che era inizialmente Turris, poi si spostano all'Agora, però avevano anche altre sedi, un po' come succedeva per tutti gli impianti di Occidente, che non erano strettamente stanziali. I caroligi appunto erano nomadi, no? Avevano tante corti, quindi si spostavano anche per governare il territorio, per verificare, questo facevano anche i giudici di Torres, quindi avevano una loro unica fissa che era la Domo di San Pietro, dove probabilmente avevano anche residenza, no? Avevano residenza a Sassari, avevano residenza nelle varie parti, alla Crucca, quindi c'era comunque una certa familiarità con i giudici. Altre domande? Io ho una su Adelasia, che però quasi è una richiesta di chiarimento su un gossip. Lei a un certo punto si è trovata, gli hanno proposto 2 nomi da sposare, una sorta di ballottaggio. Se ho capito bene, lei ha scelto poi Enzo, ma è stata una sua scelta o è stata una scelta di una sorta di corona de logo che ha deciso per lei? Si sa questo? Allora, questo nello specifico non emerge. Sicuramente Enzo era sponsorizzato dai Italiani, questo sicuramente, mentre Guelfo del Porcari era sponsorizzato dal Papa, Enzo era sponsorizzato dai Doria, quindi comunque dalla famiglia nobiliare del territorio. Però che nel dettaglio appunto che insomma sia stata una decisione comunitaria della corona, questo dalla documentazione esattamente non emerge. Sappiamo che lei nel
piace il gossip. Sì. È stata paparazzata da Altre domande?